Marina Montedoro, i suoni delle colline UNESCO trasformati in una sinfonia. Perché questo premio e qual è l'obiettivo? Beh, diciamo che ancora una volta abbiamo voluto coniugare le nostre colline, il nostro paesaggio con l'arte, perché la cultura per noi diventa uno strumento strategico per raccontare queste colline e la loro bellezza. Per cui quello che volevamo fare era unire proprio il paesaggio all'arte contemporanea e a quelle che sono le sensazioni anche che questo paesaggio riesce a suscitare attraverso un premio internazionale, quindi dedicato, diciamo, a degli artisti emergenti, ma che comunque hanno già esposto le loro opere in contesti internazionali di pregio, dalla Tate alla Guggenheim, alla Biennale di Venezia, alla Louis Vuitton Foundation e altre istituzioni importantissime, proprio perché vogliamo qualificare questo territorio attraverso un'arte che sia diciamo aperta a tutti e quindi regalandola anche alle comunità. In questo caso partiamo dalla Pieve di San Pietro di Feletto e questa installazione, che è un'installazione immersiva, quella che ha vinto questa prima edizione, proprio che racconta i suoni dei luoghi iconici delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, in realtà poi si sposterà per arrivare in via definitiva a Villa dei Cedri, quindi questa prima edizione parte proprio dalla nostra sede. L'idea è quella di farlo un premio triennale, proprio perché l'obiettivo sarebbe quello poi di donare queste installazioni, questa arte ai nostri comuni.